Buongiorno a tutti ragazzi, ancora l'uragano Lorenzo che sta viaggiando davvero in quinta categoria e che sta facendo davvero tremare tutto ragazzi. La cosa più assurda di questo uragano ragazzi, a parte la categoria, secondo gli ultimi aggiornamenti ragazzi, questo uragano è largo ben 1300 km ragazzi, cioè in effetti è quanto l'Italia ragazzi, pensate un poco che mostro di tempesta è, solo che l'Italia è di lunghezza, questo è di diametro in effetti di larghezza, quindi ma su per giù calcolate l'Italia a metterla in diametro e così è questo uragano, quindi una cosa davvero molto notevole in effetti, quindi diciamo che sta camminando con venti fino a 270-280 km e probabilmente arriverà a brevissimo, diciamo, in Europa, anzi per la verità già ci sta, però adesso fra manca, diciamo, domani incominceranno ad arrivare sull'Italia, diciamo, tempeste, freddo, diciamo le conseguenze di questo uragano, anche se non è detto ancora, ragazzi, che cosa succederà, perché comunque è necessario attendere gli ulteriori aggiornamenti, perché è meglio sapere la traiettoria reale, in effetti, anche perché sta camminando un po' instabile, quindi si sta rafforzando, già sta a 5, non credo che possa arrivare alla sesta perché nessuno ci è mai arrivato, però vogliono vedere se riuscirà a spingersi verso l'Europa e forse a valcare le Alpi, anche diciamo non sotto forma di uragano, ma sotto forma di una forte perturbazione atlantica. Quindi in effetti diciamo che ci può stare come non ci può stare. Fatto sta che è molto grande, ragazzi, è largo 1300 km, quindi partendo dall'occhio dentro al ciclone ha un'estensione di 1300 km. Quindi immaginate tutta l'Italia come dalla Sicilia fino a Trentino Alto Adige, questa è la grandezza di Lorenzo in effetti, il diametro, quindi una cosa che fa davvero paura, quindi saranno colpite l'Irlanda, il Regno Unito, Islanda, poi salirà le alte altitudini, però bisogna ancora stare coi piedi per terra perché, come ho detto, può cambiare tutto in un momento, quindi ancora non è detta l'ultima parola, quindi potrebbe varcare anche le Alpi volendo, quindi non si sa ancora preciso perché sta cambiando di continuazione di traiettoria in traiettoria, quindi non è che sta andando proprio come doveva andare, quindi tutti i metri adesso stanno col fiato sospeso per capire dove va, anche se era stata già tracciata una rotta, in effetti adesso sta cambiando un pochino, quindi rimangono un po' coi piedi per terra per vedere che succede, quindi dobbiamo vedere, diciamo, da domani che cosa succederà. In effetti questo mostro, come già ho detto già due volte, ragazzi, è largo 1300 km, quindi quando arriva, calcolate la sua grandezza enorme, in effetti. Quindi prima che l'occhio del ciclone, diciamo, la parte centrale possa colpire, diciamo, una terra, calcolate che già 1300 km di forti venti e di forti piogge già stanno da voi. Quindi calcolate anche questo, tanto per farvi un esempio. Se l'occhio del ciclone sta al centro, voi calcolate che ci sono 1500 metri già dentro di voi che stanno portando piogge e tempeste. Perché in effetti sono 1500 km a destra e 1500 km a sinistra. Perché lui in diametro è 3, diciamo fa paura ragazzi, sono 1300 km,
Quindi no, voglio dire, no, aspetta, 650 km da qua e 650 di là, dal centro dell'occhio del ciclone, quindi calcolate che arrivano 650 km di pioggia prima che arriva l'occhio, diciamo, del ciclone sulla Terra. Pensate un poco, passa l'Italia tranquillamente, se arrivasse in Italia tranquillamente. Quindi l'estensione è quella che fa più paura, perché dal 2016 questo è il secondo di categoria 5 di questa grandezza, 1300 km di diametro, con una pressione scesa fino a 925 HPA, quindi con venti fino a 280 km. Quindi diciamo che ci saranno piogge alluvionali, mareggiate, precipitazioni intense, diciamo un po' di tutto ragazzi al finale. Vabbè, comunque aggiorneremo domani ragazzi, anche perché è ancora un pochino presto, ma anche se sta arrivando, quindi dobbiamo vedere bene bene la traiettoria che è alquanto instabile, non si riesce a capire questo dove andrà a finire. Quindi già avevamo detto va qua, però i modelli stanno cambiando, quindi sembra che tutta la situazione si sta ribaltando in effetti, quindi dobbiamo vedere fino all'ultimo minuto, perché dare previsioni come ho fatto io, come hanno fatto tutti, che la traiettoria era quella, poi cambia la traiettoria, è un casino proprio a finale, perché questo qua non è stabile, quindi sta cambiando posizione da un momento all'altro. Già cambiato due o tre volte, e una volta si gira a sinistra, una volta si gira a destra, quindi le proiezioni pare che una volta diciamo che va di qua, una volta va di là, quindi ancora un casino, quindi dobbiamo aspettare davvero quasi all'ultimo minuto per sapere dove andrà a finire. Anche se a finale, anche se non arriva diciamo in Europa proprio dentro, però alla fine arriverà il freddo, piogge intense a nord Italia, al centro e a sud, quindi indipendentemente da come andrà a finire le piogge arriveranno lo stesso, quindi il maltempo stesso e il freddo lo stesso, solo che potrebbe arrivare più peggio di quello che stiamo aspettando, solo questa è la differenza. Vabbè, vi auguro buona giornata, poi ci aggiorneremo stasera, semmai faremo una diretta proprio per vedere stavolta in che parte sta. Ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo dopo.